Questo pulmino ci servirà per fare tante gite fuori porta, per andare a trovare gli amici nelle altre comunità o comunque di partecipare agli eventi nel territorio. E poi la cosa che ci piace più di tutto è che andare in vacanza. Infatti con questo pulmino poi andremo a fare i soggiorni estivi che facciamo di solito in agosto, proprio con noi volontari. Allora, c'è un gruppo che va in montagna a Oronzo e un gruppo invece che di solito va a Caorle. Il pulmino è dotato di un supporto, insomma, per agevolare la salita delle persone che hanno difficoltà motorie, e poi dietro abbiamo il portellone con la possibilità di caricare le carrozzine, oltre che poi hanno fatto dei supporti per appoggiarsi e quant'altro. Quindi insomma è super accessoriato. Siamo stati molto fortunati perché insomma, la banca ci ha dato un grande aiuto insieme ai fondi che sono stati raccolti poi con la Literran e poi vabbè, la fondazione che è sempre molto presente. Ma insomma un ringraziamento va fatto perché Banca Prealpi è sempre presente, a parte per questo bellissimo pulmino, ma in tanti progetti anche durante l'anno. Già un anno fa il signor Mulotto è venuto in banca nostra a chiedere un sostegno perché era preoccupato nel requisire i fondi per questo pulmino. Noi come Banca Prealpi siamo una banca del territorio, quindi abbiamo consentito questo contributo per il saldo di questo pulmino. Cioè noi in un'organizzazione come la Schiavinato abbiamo sempre avuto buoni rapporti di collaborazione, li abbiamo sempre aiutati anche durante i periodi quando i ragazzi devono andare nelle case marine di montagna. Abbiamo dato un contributo per soddisfare le loro esigenze. Sappiamo che in questi tempi difficilissimi dopo la pandemia, anche noi come Banca Prealpi San Biagio abbiamo cercato di aiutare il più possibile tutte queste persone bisognose e tutta la gente che purtroppo naviga in brutte acque, insomma. Ecco, questo è il nostro motto e continuiamo su questa strada. Siamo contenti che anche tramite la corsa che organizziamo il 26 dicembre siamo riusciti a contribuire all'acquisto di questo nuovo pulmino che servirà appunto per portare in giro gli ospiti del piccolo rifugio. È un mezzo molto importante e quindi un'ulteriore conferma di quello che viene raccolto, insomma viene effettivamente usato per fare del bene a queste persone. Questa è una giornata bellissima perché qui oggi abbiamo avuto la concreta manifestazione di come ci sia nella nostra città, nel nostro territorio, un senso di comunità. Queste sono realtà come quella del piccolo rifugio che vivono nella nostra città e sono indispensabili per mantenere in piedi la rete sociale, però non potrebbero sopravvivere così bene se non ci fosse effettivamente un appoggio di tante persone che individualmente o come gruppo, come associazione la sostengono. Oggi hanno sostenuto il piccolo rifugio, ma noi abbiamo in città tante altre associazioni che godono proprio dell'appoggio dei nostri concittadini e questo è un bellissimo segno del radicamento che queste realtà hanno nella nostra città e nello stesso tempo di come la comunità sappia rispondere concretamente ai bisogni per mantenere in piedi e insieme tutto il sistema sociale.